Finalmente si riparte, finalmente si riapre. Fra i settori che hanno subito più danni dal lockdown, dalle chiusure, ci sono i barbieri. Ed ecco, noi andiamo a vedere come lavora un barbiere in questi giorni di riaperture. Venite con noi. Qui c'è la scelta fra il gel igienizzante o i guanti. Noi ci siamo già igienizzati le mani, quindi possiamo entrare. Siamo con Cesare Casoni, un barbiere storico di Bassano del Grappa. Cesare, come vi siete organizzati con il nuovo lavoro? Beh, direi che all'inizio c'era un po' di timore, un po' di paura, però dopo passata la mattinata, ieri mattina, siamo riusciti a trovare il sistema giusto. Io faccio accomodare il cliente, gli faccio igienizzare le mani prima, oppure entra dentro con i guanti, come crede meglio il cliente. Dopodiché lo faccio accomodare, mi metto i miei guanti, ok? Metto l'asciugamano usa e getta e metto la mantellina usa e getta. Se faccio la barba uso la visiera, se non faccio la barba faccio tenere la mascherina al cliente. Igienizzo e sterilizzo tutti i miei accessori, igienizzo la poltrona con uno spray, igienizzo i miei attrezzi con un altro spray e i pettini li intingo in barbicida. Questo serve per uccidere tutti i germi. Lo intingo proprio e lo tiro fuori. E allora facciamo vedere ai nostri telespettatori come ci si taglia la barba ai tempi del coronavirus. Ed ecco come cambia un mestiere antico come quello del barbiere, che per intere generazioni di veneti è servito anche da collante sociale. Distanziamento, nessun cliente in attesa nella barberia e nessuna rivista da spogliare sul tavolino. Poi guanti, schermi, mantelline usa e getta e mascherine. E sanificazione continua di qualsiasi attrezzo, dal più affilato dei rasoi fino ai normali pettini. Il resto è tutto nelle mani esperte di chi questo lavoro lo fa da una vita. Il coronavirus potrà infatti aver cambiato molte cose, ma non la manualità dei barbieri. La barba è fatta in piena sicurezza, come si faceva prima, con qualche piccolo accorgimento con il nostro amico Cesare, perfettamente bardato. Abbiamo visto che tutto si può fare e adesso facciamo qualcosa per questi capelli.